Durante la guerra delle Malvinas, o se preferite delle Falklands, combattuta da Argentina e Regno Unito per il possesso di questo sperduto arcipelago, la mattina del 21 maggio 1982, dalla base navale di Puerto Argentino, nella parte est dell'isola Soledad, un Aermacchi MB-339 decollò alla volta dello stretto di San Carlos, che divide l'isola Gran Malvina dall'isola Soledad. Scopo della missione era una semplice ricognizione per confermare l'arrivo della flotta inglese nello stretto e di quante e quali navi disponesse. Il 31enne capitano di vascello alla guida dell'Aermacchi si trovò di fronte a 14 navi inglesi, ma invece di tornare alla base per riferire dello sbarco, decise di passare all'attacco in solitario. Lanciò un razzo da 127 mm contro la fregata inglese Argonaut e aprì il fuoco con cannoni e razzi per mettere fuori uso i radar della nave, volando rasente sopra le antenne. A quel punto, essendo circondato dalle altre 13 navi e non potendo più tornare indietro, decise di planare al pelo dell'acqua e zizzagare tra le navi nemiche, le quali, aprendo il fuoco contro l'aereo, avrebbero rischiato di colpirsi l'un l'altra. Una nave alla sinistra dell'aereo sparò comunque un missile che il pilota argentino evitò con abile manovra. Guadagnato il mare aperto, riprese i contatti radio con la base e fu guidato a Puerto Argentino. Per questa azione eroica il giovane tenente fu decorato con la Cruz all'eroico valore in combate, massima onorificenza militare argentina. Ma perché vi abbiamo parlato di questa vicenda lontana nel tempo e nello spazio? Perché quel tenente di vascello, nato nel 1951 a Sarmiento, provincia di Santa Fe, si chiamava, anzi si chiama, Owen Guillermo Crippa, cognome della Brianza lecchese, che trae origine dall'antico nucleo di Crippa, già citato nel 927 d.C. e oggi elegante caseggiato in comune di Sirtori. Davvero curioso che questo antico cognome abbia sorvolato l'Oceano Atlantico e sia applanato eroicamente alle Malvinas, amici del Bruco.